Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sui limiti di funzioni. Allora, qual è l'idea che sta alla base del limite? Che la funzione tende a un valore. Ad esempio, se abbiamo la funzione 1 fratto x, se noi calcoliamo f in 2 è un mezzo, poi andiamo avanti f di 10 un decimo, f di 1000 un millesimo, così avanti, maggiore diventa x, questo valore tende a 0 ovviamente, è abbastanza chiaro qua, un millesimo, un miliardesimo e così avanti, tendiamo a 0. Quindi scriviamo così: il limite per x che va più infinito di 1 fratto x è 0. Se noi abbiamo una funzione allora, il limite non si fa solo per x che va infinito, il limite si fa anche per x che va a un certo valore. Il limite per x che va a 8 di x meno 3. Ma se la funzione in questo valore si può calcolare, questo è un esempio banale, il limite coincide con quel valore. Cioè la funzione x meno 3 prendendo x uguale a 8, 8 meno 3 è 5. Questo è un esempio banale che non è interessante per i limiti. Il limite, quando possiamo calcolare la funzione, è proprio il valore della funzione. Vediamo invece il limite per x che tende a un valore dove non riusciamo a calcolare la funzione, dove non è definita. Ad esempio la funzione x al quadrato meno 4 fratto x meno 2. Se noi, qua, limite per x che va a 2, se noi prendiamo 2 al posto di x, qua abbiamo 2 al quadrato 4, 4 meno 4 0, 2 meno 2 0, abbiamo 0 fratto 0 e 0 fratto 0 è indeterminato come numero e come dal punto di vista numerico e come limiti di funzioni è una forma indeterminata, una delle famose varie forme indeterminate, che poi ne vediamo altre. E allora uno dice qua: ma come faccio a calcolare? In questo esempio qui posso andare a scomporre x al quadrato meno 4, che qua è semplicemente la differenza di due quadrati, x meno 2 per x più 2 fratto x meno 2. Qua vado a semplificare e trovo semplicemente x più 2 e adesso posso calcolare x più 2 prendendo x uguale a 2, 2 più 2 è 4 e ho trovato. Allora attenzione, questa funzione x al quadrato meno 4 fratto x meno 2 e la funzione x più 2 sono uguali dappertutto tranne nel valore 2, perché questa x più 2 ovviamente si può calcolare sempre. Questa invece, questa con la frazione, si può calcolare dappertutto tranne quando x è uguale a 2, quindi il suo grafico è così e qui avrebbe un buco in questo punto. C'è un punto dove il grafico è spezzato e lì non si può calcolare. Non si può calcolare la funzione, però il limite si può calcolare. Infatti l'abbiamo appena calcolato, è questo. Allora, un esempio simile di tutto questo, sempre della forma 0 su 0, ma anche che è una funzione che ha un buco in un punto e che è comunque un esempio famoso, è la funzione seno x fratto x. Perché dappertutto si può calcolare, tranne quando x è uguale a 0, perché seno di 0 è 0 e quindi avremo 0 fratto 0. Però adesso non faccio la dimostrazione, si riesce a dimostrare che il limite per x che va a 0 di seno x fratto x è 1 e in quel punto quindi limita a quello. Allora, qui abbiamo, adesso vediamo il limite di un polinomio, limite per x che va a meno infinito qui di un polinomio. E come si fa con un polinomio? Semplicemente si raccoglie il termine di grado massimo. Se noi lo raccogliamo, qua in parentesi scriviamo cosa rimane, vediamo che a parte il termine 1, tutti gli altri termini hanno qualche x al denominatore e quindi quando x va a infinito, adesso non importa se è meno o più infinito, il denominatore va a infinito e questi termini vanno tutti a 0 e quindi questo va a 0, qua c'è un 1, allora tutta la parentesi tende a 1, però quando x va a meno infinito, x alla terza va a meno infinito. Meno infinito per 1 è sempre meno infinito. E questo in generale per un qualsiasi polinomio, il comportamento del polinomio a infinito dipende in realtà soltanto dal termine di grado massimo. E adesso vediamo invece il limite per x che tende a un punto quando andiamo a infinito. Allora, se uno prova a disegnare questa funzione 1 fratto x meno 3 al quadrato, vede che trova una cosa del genere. Questa linea
allora, quella rosso è il grafico, questa linea qua verticale non fa parte del grafico, è un asintoto, cioè l'asintoto è una retta alla quale il grafico si avvicina all'infinito. L'avevamo già visto per la funzione tangente. E quindi allora all'infinito qua il grafico all'infinito tende verso questa retta. E allora qui cosa possiamo dire? Che quando il valore della funzione va verso 3, quando x va verso 3, i valori della funzione tendono a più infinito e si scrive limite per x che va a 3 di 1 fratto x meno 3 al quadrato è più infinito, tende a più infinito. Allora adesso vediamo un esempio simile ma diverso dove andando da destra e da sinistra, andando da destra qui tendiamo a più infinito e andando da sinistra tendiamo a meno infinito. Questa funzione assomiglia alla precedente, 1 fratto x meno 3. E allora qui come scriviamo? Dovremmo scrivere non il limite basta, ma il limite destro e il limite sinistro, che si indicano così: limite per x che va a 3 da destra, si mette un più per indicare che tende a 3 con valori maggiori di 3, limite per x che va a 3 da destra di 1 fratto x meno 3 e più infinito. Qui ovviamente lo vediamo dal grafico. Allora, il limite per x che va a 3 da sinistra, cioè quindi mettiamo un meno, con valori più piccoli di 3, della funzione 1 fratto x meno 3 è meno infinito, e qui lo vediamo. Allora, se non avessimo il grafico, si riuscirebbe a dedurre quanto è il valore? Ma in realtà sì, perché comunque capiamo che quando x va a 3 il denominatore va a 0. Allora, sì, allora tutto va infinito, ma allora uno si chiede, ma più infinito o meno infinito? Beh, se x tende a 3 con valori maggiori, immaginiamo ad esempio 3,1, 3,1 meno 3 è 0,1, quindi denominatore tende a 0 con valori positivi e allora va più infinito, e qui il ragionamento è simile. Qua se tende a 3 con valori minori di 3, possiamo immaginare ad esempio 2,9, 2,9 meno 3 meno 0,1, quindi il denominatore tende a 0 con valori negativi. Allora, e quindi in generale quando abbiamo un limite destro e un limite sinistro e questi sono diversi, diciamo che il limite non esiste, il limite basta, senza specificare destro-sinistro. Quando sono uguali, allora sì, il limite esiste. Tuttavia, quando si parla di infiniti, in questo contesto a volte può essere che non ci interessa se è più infinito o meno infinito, e in quel caso scriviamo infinito e basta. Ma non è come qui i numeri: se scrive infinito e basta si intende che è indifferente se è più infinito o meno infinito. E allora in questo caso, se noi non interessa distinguere che il limite viene più infinito o meno infinito, potremmo anche scrivere che esiste il limite. Limite per x che va a 3 di 1 fratto x meno 3 è uguale infinito, senza specificare, perché in entrambi i casi va comunque a infinito. Il che non è sempre vero per qualsiasi funzione, ma per questa sì. Allora, come abbiamo visto qua il polinomio, possiamo prendere il limite per x che va a infinito di una funzione razionale, c'è il quoziente di due polinomi, e qui l'idea è sempre la stessa. Adesso perché ne ho fatti tre casi? Vediamo subito. Allora, l'idea è sempre la stessa di raccogliere il termine di grado massimo sia al numeratore sia al denominatore, e qua in parentesi scriviamo cosa rimane, e abbiamo sempre dei termini che vanno a 0, a parte 1 che c'è sempre, e quindi vediamo che il limite di tutto questo è uguale al limite soltanto del termine di grado massimo fratto il termine di grado massimo, 4x alla seconda fratto 6x alla seconda. È solo quello che conta all'infinito, e questo in tutti i casi, perché qua ho fatto tre casi: uno che i gradi sono uguali, uno che è maggiore il grado del numeratore e uno che è maggiore il grado del denominatore. Ma in tutti i casi qui abbiamo il termine di grado massimo del numeratore fratto il termine di grado massimo del denominatore, e adesso qua se abbiamo lo stesso grado, x al quadrato e x al quadrato vanno semplicemente via e ci rimangono solo i numeri 4 sesti, che poi diventa 2 terzi, quindi il limite qui è 2 terzi. Significa che quando x va verso infinito, questa funzione si avvicina sempre di più al valore 2 terzi. Come ho detto, adesso qua abbiamo il caso dove il grado del numeratore è maggiore il grado del denominatore, allora qua facendo la stessa cosa di prima si raccoglie il termine di grado massimo. Qui abbiamo 7x al quadrato fratto x, e qua x al quadrato fratto x abbiamo un x al numeratore. Adesso in altri casi sarà x a qualche potenza, ma non importa,
il numeratore va a infinito e allora questo limite va, cioè il limite di questo è infinito. Qui, come dicevo prima, in realtà se abbiamo 7x alla prima potenza dovremmo andare a specificare per x che va più infinito, per x che va meno infinito, va meno infinito, ma se non ci interessa scriviamo in generale infinito. Limite per x che va infinito di 7x è uguale a infinito. Poi il grado del denominatore è maggiore, facciamo sempre la stessa cosa, sopra abbiamo 3x, sotto 6x al quadrato, allora il numeratore, gli x vanno via completamente, al denominatore rimane qualche potenza di x in generale e quando x va infinito il denominatore va infinito e quindi se il denominatore va infinito tutta la frazione va a 0. Quindi significa che quando x va verso infinito, i valori di questa funzione tendono sempre più verso 0, come la funzione 1 fratto x. E tutti questi esempi sono esempi di forma indeterminata del tipo infinito fratto infinito, perché il polinomio, il numeratore va infinito, quello del denominatore va infinito, però vedete che in tutti questi casi troviamo cose diverse, qui un numero, qui infinito e qui troviamo 0. Quindi appunto le forme indeterminate sono indeterminate per quello e bisogna calcolare in un altro modo. Allora, vediamo un'altra forma indeterminata, il tipo infinito fratto infinito. Se abbiamo il limite per x che va infinito di x fratto e alla x. E qua come si ragiona? Qua si deve ragionare in un altro modo, che la funzione esponenziale va più velocemente a infinito di qualsiasi potenza di x. Quindi quello che dico varrebbe anche se qui avessimo x elevato alla 100. Lo stesso l'esponenziale, certo prima no, ma quando andiamo a infinito l'esponenziale diventa più grande di qualsiasi potenza di x. E allora, se facciamo un rapporto, tutti e due vanno a infinito, abbiamo detto il denominatore va molto più velocemente a infinito e allora tutto questo tende a 0. Se invece ribalto la frazione, appunto è il numeratore e alla x sta il numeratore adesso e va a infinito più velocemente di qualsiasi potenza di x, allora il tutto va a più infinito. Attenzione che a differenza di prima qua era indifferente se x andava più o meno infinito, eventualmente tranne in questo caso quando abbiamo infinito una volta è più, una volta è meno, comunque si può anche unificare. Però qua dipende dalla funzione, la funzione è alla x, non è uguale se andiamo a più infinito o meno infinito, basta pensate come è fatto il grafico di e alla x, quando x va più infinito e alla x va più infinito. Ma quando x va meno infinito e la x tende a 0, basta che guardate come è fatto il grafico. Quindi in alcuni casi è importantissimo distinguere se x va più infinito o meno infinito. Poi come avevamo questo limite notevole che ho detto qua, che è famoso, ne abbiamo un altro che è quello che definisce il numero e, la base dei logaritmi naturali. Sì. Allora, questo limite e viene definito così, questo numero e viene definito così, limite per x che va infinito di 1 più 1 fratto x tutto alla x, è uguale a e. Un altro modo di esprimerlo è questo, limite per x che va a 0 di 1 più x elevato alla 1 su x è uguale ad e. Perché questi due modi sono equivalenti? Basta pensare a questo, quando x va infinito, qui 1 fratto x va a 0. E qui ho messo quando x va a 0, qui ho messo x. E quando x va infinito, x va infinito, e quando x va a 0, 1 fratto x va a infinito, quindi è detto in modo equivalente. E questa è una forma indeterminata del tipo 1 elevato a infinito, perché basta pensare quando x va a infinito, qua va a 0, questo tende a 1, la parentesi, e l'esponente tende a infinito, 1 all'infinito. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.